Uno scontro al vertice come previsto alla vigilia, ma con un grande imprevisto chiamato Montelepre davanti ad entrambe, che devono vincere non tanto per scappare quanto per evitare di farsi scappare. Amici di Sportisili, buon pomeriggio da Francesco Camuca, ben trovati allo stadio comunale di Bagheria. Questa è Bagheria Regina Mundi, anticipo della terza giornata del girone di ritorno del campionato di promozione Sicilia Girone B. Partita che mette di fronte la seconda e la terza della classe di questo raggruppamento che, come abbiamo avuto modo di dire già in sede di presentazione, vede il Montelepre di mister Guida davanti a tutte con pieno merito, sia per quanto espresso in campo fino a questo momento, sia anche perché le due rivali di oggi, ovvero sia i nerazzurri di mister Tomasello e i rosa di Gabriele Cipolla, fin qui hanno perso punti pesanti per strada, quei punti che non ha perso la squadra che guida
la graduatoria e che tra l'altro guarderà con grande interesse questa partita proprio per via della grande occasione che si para davanti a essa, visto che inutile girarci intorno. La squadra monteleprina tiferà per vedere un risultato di parità nella gara di oggi in terra bagherese tra due squadre che però nell'ultimo turno, nel turno appena giocato, hanno fatto incetta di gol e naturalmente di conseguenza di 3 punti. Bagheria che ha vinto con un netto 0-4 sul campo del Renzolo Piccolo Terrasini. Sono addirittura 7 le reti inflitte dai palermitani al Mazzara sul terreno amico del Ribolla. Tanto procediamo con la lettura delle formazioni partendo dal Bagheria che si schiera con Cagnina in porta con la maglia numero 1, linea difensiva composta col numero 2 da Costa, col numero 5 da Florio, col numero 23 da Perricone, col numero 27 da Bartoloni. Centrocampo che vede la presenza di Di Giorgio con la maglia numero 4, con lui ci sono Gallina e Andrada. In attacco tridente leggero con Giglio, punta centrale, maglia numero 11 per lui, ad assisterlo Caracappa con la maglia numero 19 e Lucera con la maglia numero 10. Dunque parte dalla panchina Giorgio Stassi, mentre il direttore di gara sta invitando chi non è provvisto di casacca a lasciare, chi anche non fa parte della distinta a lasciare il rettangolo di gioco. E inizia Bagheria. Regina Mundi, mettetevi comodi, primo pallone gestito dalla formazione in maglia nera-azzurra, strisce verticali, calzettoni e calzoncini bianchi per il Bagheria. Maglia rosa con inserti neri, così come neri sono i calzettoni e i pantaloncini del Regina Mundi, che risponde alla formazione di casa con lo stesso modulo, il 4-3-3. In porta c'è Nanni Compagno, linea difensiva con il rientrante Gabriele Giovenco sull'out di destra, out di sinistra occupato da Cincotta con la maglia numero 3. I centrali sono col numero 5 Giovanni Vitale, col numero 6 il giovane Antona, mentre qui cerca di recuperare palla Marco Clemente, fermato dall'intervento di Costa, poi la palla allontanata da Antona. Colpo di testa di Costa che gioca col 3 e non col 2, come detto poc'anzi in maniera errata. Perricone, allora la formazione del Regina Mundi che si completa con il terzetto di centrocampo composto da Duro, Morales e Mustacciolo. Tridente, già menzionato Marco Clemente, ai suoi lati agiscono Di Liberto e Domenico Namio. Un eco fastidioso, vado a porre subito rimedio. Direttore di gara oggi è il signor Giovanni Venuto della sezione arbitrale di Messina, mentre intanto attenzione a questo pallone giocato, intercettato da Gabriele Giovenco, poi riesce in qualche modo a liberare la situazione Mati Morales. La palla per i centrali, Mustacciolo fermato dall'ottima scivolata di Di Giorgio, poi Costa va a tamponare Di Liberto. Calcio di punizione per il Regina Mundi. A completare la terna insieme al signor Giovanni Venuto della sezione arbitrale di Messina ci pensano Antonio Bellante e Kevin Cono Butera, entrambi della sezione arbitrale di Barcellona. Pozzo di Gotto. Sono già trascorsi i primi 2 minuti di gioco qui al Comunale di Bagheria. Già dato il via all'azione Regina Mundi che riparte da Luca Antona. La palla gestita dal giovane centrale arrivato dall'Athletic Club Palermo l'anno scorso, le sue prime esperienze tra juniores e prima squadra in eccellenza. Ora la discesa in promozione, tra altre cose sotto la guida del tecnico che lo ha avuto
in nero-rosa, ovvero sia Gabriele Cipolla, che lo ha voluto anche fortemente. Qui intanto attenzione all'avanzata da parte di Giglio, conclusione mancina, la palla che prende il giro verso l'esterno e va sul fondo, primo tentativo della partita, firmato Raffaele Giglio. Altro assenze sugli esterni da entrambe le parti, col Bagheria che attende il rientro a pieno regime del colpo di gennaio, ovvero sia Davide Locascio. Dall'altra parte assenza ormai cronica, quella di Nino Immesi, assenza per la quale il Regina Mundi ha posto rimedio durante la stagione con l'arrivo di Cincotta, ex tra le altre di Parma, Valle Cus Palermo. Attenzione però a Lucera, prova a sterzare l'intervento di Antona, primo calcio d'angolo della partita in favore del Bagheria. Sale Costa, sale Florio, rimane per il momento Guardingo per Ricone, che torna capitano a causa della panchina per Giorgio Stassi. Intanto occhio alla battuta dalla bandierina Caracappa, mentre c'è stato un contatto a centro area. È finito a terra, si è visto bene Florio, c'è un rosso, c'è un cartellino rosso, credo per Mustacciolo, se ho visto bene qui dall'inquadratura. Mustacciolo è vitale nei pressi, ma credo che il cartellino sia andato all'ex giocatore del Cus Palermo. Proseguono le proteste da parte di Giovanni Vitale, particolarmente vibranti. Le proteste di Marco Clemente da capitano e di Giovanni Vitale. Tutto particolarmente frenetico in questo avvio di partita, proprio sul primo calcio d'angolo, anzi prima della battuta del calcio d'angolo. Adesso c'è Duro a parlare con il secondo assistente, col signor Butera. Torna Vitale a parlarci, mentre il direttore di gara torna a dirimere la questione con Marco Clemente che è una furia. Adesso Nanni Compagno prova a portarlo via, cerchiamo di tenere gli occhi sul terreno di gioco, sulle proteste, con Vitale che ancora parla con il secondo assistente. È rosso per Vitale, rosso per Giovanni Vitale, che dunque lascia in 10 dopo 5 minuti la sua squadra. Incredulo il difensore centrale ex Aspra è Don Carlo Misilmeri. Tanto ancora discussioni in area, con Lucera che vuole capire, perché dovrebbe essere naturalmente calcio d'angolo, mentre il signor Butera cerca di affrettare. Intanto le parole di Cipolla all'indirizzo di Vitale sono state abbastanza chiare: vi siete fatti attirare nel tranello. È andato a terra Florio. Mentre il direttore di gara attende l'uscita dal rettangolo di Vitale. Lascia il campo Vitale al piccolo trotto. E dunque subito l'uomo in meno per il Regina Mundi, con il rosso per Vitale. C'è il fischio dell'arbitro, la battuta nel cuore dell'area in qualche modo allontanata dalla difesa del Regina Mundi. Caracappa non rientra in tempo dal fuorigioco e allora
Sarà calcio di punizione. Nello scontro. Non è spallata nello scontro. Tanto qui sotto la nostra postazione c'è Giovanni Vitale che sta cercando anche di, tra altre cose, di parlarne con Io ho 0 munizioni sul campionato. con Davide Locascio. Oggi avversari però buoni amici, in buoni rapporti, siamo sfidati tante volte nelle rispettive carriere. Qui intanto Duro con recupero palla di Liberto, ancora per il Bomber. Il direttore di gara che si becca le proteste da parte della panchina del Regina Mundi per il fallo. C'è Pirrotta che si è alzato alla panchina per chiedere un provvedimento disciplinare. Adesso il direttore sportivo Prestigiacomo e mister Cipolla cercano di placare gli animi. C'è comunque calcio di punizione per la squadra palermitana. Sul pallone c'è Mustacciolo. Tanto anche Nanni Compagno, che ha grande esperienza dalla sua, cerca di placare gli animi. Intanto calcio di punizione. Mustacciolo in mezzo all'area, non riesce a toccarla nessuno. Ravvisata posizione di offside da parte di Peppe Duro. Una spallata così, correndo, mi ha dato testate e gomitate. Quindi quello che per giornate testate e gomitate, se no in carte, ora mi potevano fare prendere da loro, mi dovevano andare in caserma. No, non so, io ho 0 munizioni tutto il campionato, 0. Andrada pressato con il fallo da parte di Mustacciolo. Qui il direttore di gara adesso non ci sta più, estrae un cartellino. Ammonito mister Cipolla, secondo me ha un po' pescato nel mucchio il signor Venuto, mentre chiama a gran voce il pallone Nanni Compagno. Quindi quando alzò Intanto altro fallo commesso da Samuele Caracappa, scontato il turno di squalifica. Il centrocampista, maglia numero 19. Namio al contrasto con Bartoloni. Giovenco, sicuramente la più bella notizia di giornata, al di là del risultato, sarà senza dubbio il rientro in campo dell'ex Resultana San Lorenzo e San Giorgio Piana. Eccolo Giovenco che qui cerca di passare, ci riesce molto bene su Andrada, allunga la falcata Giovenco, subito il primo sprint della sua partita. Tocco per Namio, raddoppiato su di lui Di Giorgio e Bartoloni, va giù Namio, la palla va fuori, rimessa Bagheria. Sarà rimessa per la squadra nerazzurra. C'è Bartoloni alla battuta. Scambio con Perricone, poi riesce ad uscire palla al piede, alla fine recupera Mustacciolo. Tocco per Namio che è in posizione regolare. Namio davanti a sé Perricone, la palla che rimbalza proprio sul capitano del Bagheria prima del rinvio di Josué Andrada. Poi scontro Antona Lucera. E qui le richieste di cartellino all'indirizzo del numero 10 del Bagheria per lo scontro ad alta quota con Antona. E qui la richiesta di un trattamento
a giudizio dei rosa equo. Qui intanto Giovenco che chiede l'intervento del direttore di gara. Qui, se ho capito bene, Giovenco ha chiesto l'intervento dell'arbitro perché a suo dire Andrada avrebbe sputato. In ogni caso, punizione per il Regina Mundi. Si sta giocando davvero poco ed è un grande peccato considerando il valore delle due squadre. La punizione di Mustacciolo nel cuore dell'area, interviene Caracappa, poi ancora l'ex Cussino. Duro prova a correre, poi la palla giocata in verticale da Cincotta direttamente dalle parti di Cagnina, che se ne sono già andati con veramente pochissimo calcio i primi 14 minuti del primo tempo, con il Regina Mundi in 10 e con qualche ulteriore protesta da parte della formazione del quartiere della Madonna di tutto il mondo, che qui si difende. Perricone, spunta anche il sole sul comunale. Lancio lungo a cercare la corsa di Raimondo Lucera, cerca il controllo a seguire, forse la tocca con una mano, si continua a giocare. Lucera su di lui D'Antona, ancora la sterzata, Lucera cerca il dribbling, perde il pallone senza fallo. L'intervento di Antona. Morales in qualche modo prova a giocarla, poi la perde. Andrada, Di Giorgio cerca poi l'apertura sulla sinistra, la trova per servire Bartoloni, l'entrata di Giovenco, vale il calcio d'angolo. Era occhio naturalmente a quello che succede anche in area. Dovrebbe trattarsi di fallo laterale, così è, che c'è Bartoloni pronto alla battuta. Va il laterale argentino, scambio con Gio, capisce tutto Mustacciolo che poi va allo spalla a spalla con l'attaccante ex Aspra. La fine la rimessa è per i Regina Mundi. Duro, scambiano i due ex di Resuttana e San Giorgio Piana, poi recupera palla Lucera prova a crossare, la palla è rimasta in campo, in ogni caso compagno, anzi no, la palla ha oltrepassato la linea di fondo, allora Nanni Compagno alla battuta. Il lancio di Morales che per il momento si è messo accanto ad Antona da centrale, poi il lancio di Mustacciolo troppo lungo per tutti, a buon gioco e a facile gioco Daniele Cagnina. Florio, Perricone, Bartoloni, ancora Perricone, cambio gioco a destra dove c'è Cristian Costa. Florio prova a girare palla, il Bagheria, poi Perricone decide di accelerare con il lancio a cercare Gio, tanto movimento da parte dei tre componenti dell'attacco del Bagheria. Qui Gio fermato senza fallo, subentra Duro al duello con Di Giorgio. Cincotta di prima in verticale, non ci sono però maglie rosa da quelle parti, recupera Mustacciolo. Cincotta, Duro, c'è stato un fallo, c'è il giallo per Caracappa. Primo ammonito della partita allo scadere del minuto 17, il giallo per Samuele Caracappa, mentre ancora Gigi Prestigiacomo cerca di placare gli animi tra le fila dei suoi giocatori. Battuta la punizione, Cincotta,
Morales, verticale, c'è Costa di testa, poi Duro, appoggia per Clemente, prova a girarsi, viene raddoppiato e fermato, allora prova a correre Caracappa con la palla sulla corsa di Lucera, il controllo subito da parte del 10 che però non riesce a gestirla, allora Giovenco, Namio, Duro, con calma su Matias Morales, altro componente della schiera di ex giocatori del Resultana San Lorenzo. Namio prova a convergere il 10, appoggio ancora su Morales, torna sulla destra dove c'è Peppe Duro, Giovenco di prima il suo cross, la tocca per Ricone, poi Costa la fa scorrere, reclamano un tocco con la mano i giocatori del Regina Mundi, anche se in maniera abbastanza timida. Il tiro cross di Mustacciolo dalle parti di Cagnina che anticipa anche l'intervento di Clemente e poi fallo laterale Regina Mundi che sembra essere connesso meglio sulla gara rispetto agli avversari. Probabilmente l'episodio dell'espulsione ha dato ulteriore carica alla squadra di Cipolla che insiste. Qui l'anticipo di Giglio, altro fallo laterale, una specie di corner con le mani per il Regina Mundi, ancora con Cincotta verso l'area, stacca Clemente che la colpisce inavvertitamente verso l'esterno. Caracappa, serve Giglio, poi Lucera non riesce ad arrivare e allora sarà fallo laterale per il Regina Mundi che, va detto, ai punti, considerando anche l'handicap dell'inferiorità numerica, sta meritando qualcosa in più rispetto ai padroni di casa. Clemente, controllo e girata, non ci sono però i compagni, Namio in ritardo. Bartoloni, controllo col petto, forse aspettava di riuscire a indirizzarla su Cagnina. In ogni caso la palla ce l'ha ancora Regina Mundi. Andrada prova ad avere la meglio su Mustacciolo, la palla invece ce l'hanno gli ospiti. Giovenco, Namio, Giovenco, Di Liberto cerca la corsa ancora del suo numero 10, chiuso da Bartoloni. Poi Andrada, controllo e calcio. Antona di testa, poi Andrada con la scivolata energica su Di Liberto, Perricone libera Morales di testa su Antona, il rilancio del giovane centrale, Perricone la ricalcia di là, poi altro colpo di testa di Morales, due volte il playmaker, poi l'appoggio di Duro su Cincotta che può provare a prendere campo in velocità, avanza Cincotta, non lo prende nessuno, ancora allunga la valcata anche su Costa, Cincotta è quasi sul fondo, attende i rifornimenti nel cuore dell'area, preferisce appoggiarsi a Di Liberto. Di Liberto è il problema di liberarsi, poi viene fermato due volte, la seconda col fallo e calcio di punizione. Qui ancora una volta la differenza di energia sul pallone da parte dei giocatori delle due squadre sembra essere quasi anestetizzato il Bagheria contro Regina Mundi, che sta imprimendo un ottimo marchio a livello caratteriale sulla partita. Tanto ancora un po' di scaramucce lontano dalla palla, per fortuna nulla di particolarmente grave. Giovenco abbastanza arrabbiato, forse ancora per l'episodio di prima. Tanto c'è il fischio per il calcio di punizione alla battuta. Mustacciolo ha cercato la barriera, l'ha trovata, poi Mustacciolo con la spallata regolare su Caracappa. Cincotta finge di andare indietro, poi appoggia in profondità per Di Liberto, che posizione regolare. Di Liberto calcia la parata di Cagnina, coraggiosa la scelta qui dell'11.
Cagnina su Perricone. Florio prova a prendere campo il centrale, rientrato, ricordo, nella partita vinta nettamente contro il Fulgatore, poi da lì in poi quasi sempre scelto da titolare da Angelo Tomasello. Costa che è tornato a fare il terzino. Tante cose, Bagheria che ha perso Alfonso Cina. Intanto arriva il cartellino giallo per Mauro Cincotta, dicevo, della cessione a dicembre di Alfonso Cina, che ha lasciato il Bagheria per andare in un'altra squadra del girone A di promozione, ovvero l'Aspra. Dunque da riaggiornare il taccuino degli ammoniti. Dopo Caracappa anche Cincotta. Tanto Compagno può rinviare di testa Perricone, poi stacca duro, forse è riuscito a alleggerire Giglio, con la palla che finisce in fallo laterale. Intanto Costa a muso duro su Diliberto. Si riparte col fallo laterale, ce ne sarà un altro qualche metro più avanti, sempre per il Bagheria. Tanto per il momento la posizione di punta centrale l'ha assunta Gallina nel Bagheria. Tutti intercambiabili, 4 interpreti del reparto offensivo. Intanto la corsa di Namio che sterza, Clemente la difende, attende l'arrivo dei compagni, questo è Diliberto che prova a prendere il tempo a Perricone, allarga la lettore Perricone, concede solo calcio d'angolo, ma ripeto quanto detto prima, la presenza a livello nervoso nella partita da parte del Regina Mundi è nettamente più positiva rispetto a quella della Bagheria. La bandierina va Domenico Namio. Tanto traffico nell'area del Bagheria, pallone in mezzo, colpo di testa a mettere fuori, poi lottano Gio e Clemente, la rovesciata di quest'ultimo blocca Cagnina senza problemi e prova subito a far partire l'azione perché si è sganciato Di Giorgio. Palla in verticale a cercare Caracappa, compagno uscito, è stato anticipato però, e allora attenzione alla palla calciata verso l'area, il salvataggio, se ho visto bene, di Antona, decisivo in questa circostanza. Poi Giglio a lottare, pallone ancora in mezzo, Compagno la fa sua, ha rischiato in questa situazione Compagno mentre c'è a terra Antona. Evidentemente lo sforzo anche per correre all'indietro e per evitare il tapin vincente, se ho visto bene, di Gallina, mentre continuano Giovenco e Compagno a parlare con il direttore di gara, mentre siamo nel corso del 27° minuto, sempre 0-0 qui al Comunale di Bagheria, dove stanno anche cominciando ad arrivare le prime palle gol ai punti. Al momento, come detto prima, sta meritando qualcosa in più la formazione di mister Cipolla. Intanto Compagno ha ricevuto il pallone, la battuta di Compagno, Clemente stacca su Florio,
poi allontana Di Giorgio, svirgola Morales che poi viene spinto da Gallina. Qui buon fallo conquistato dal numero 8 del Regina Mundi. Namio, l'aggancio, arriva Bartoloni in seconda battuta, poi Giovenco sulla pressione di Lucera, Compagno la batte subito a sinistra dove c'è Cincotta, subito molto coinvolto in questa praticamente prima mezz'ora di partita, poi la scivolata per recuperare il pallone, subentra nell'azione Duro, serie di contrasti, è rimasto a terra Caracappa perché è sbattuto su Gallina. Problema alla spalla destra, se sto vedendo bene, più che il contrasto con Morales è stato il contatto successivo fortuito con l'ex giocatore della Don Carlo Micilmeri che è andato a sbattere sul piede, sul ginocchio di un suo compagno di squadra, che naturalmente apprensione anche perché, come ben saprete, Caracappa è stato suo malgrado protagonista dell'episodio di un paio di settimane fa, la partita contro la Margheritese. Tanto qui ancora esortato Giovenco a intanto si è rialzato Caracappa. Proprio, cioè lui da dietro mi ha detto che io dopo una comitata, quindi due gol, Quindi ancora il signor venuto a catechizzare la panchina del Regina Mundi. Tanto la sensazione è che sì, c'è stato già il cambio, purtroppo lontano dalle nostre telecamere, è entrato Stassi, quindi non ce la fa Caracappa che si sta facendo medicare e prestare cure in panchina. Il problema alla spalla sinistra e dunque cambia i suoi piani tattici al minuto 31 Angelo Tomasello, in campo Giorgio Stassi. Mustacciolo, è ripresa la partita, palla fiondata a cercare Namio, Cagnina, la scorta fuori. Rimette in gioco Perricone su Cagnina, ora Florio. Di Giorgio. Ancora Florio. Palla lanciata lunga a cercare Lucera. Poi Gallina la può mettere giù, cerca la verticale su Giglio. Giglio che in realtà si era allargato per ricevere proprio in posizione di esterno e non sul taglio.
Riprende il gioco con rinvio di Nanni Compagno. Cincotta con tanta libertà dalla sua parte, lo insegue Gallina, saltato però dal numero 3 della Regina Mundi che prova adesso a passare. Morales, ancora Compagno. Battuta che prende l'esterno da parte del numero 1 del Regina Mundi, palla direttamente in fallo laterale. Compagno che insieme a Giovenco, allo stesso Morales, aveva preso parte a quella stagione in eccellenza, la 22-23 per il Resuttana San Lorenzo, inizialmente sotto la guida di Chinnici, poi squadra passata nelle mani di Giannusa, che ha portato poi alla salvezza all'ultima giornata in un campo tra l'altro già tastato in passato da Compagno, ovvero quello dell'Acragas. Qui intanto l'alleggerimento di Florio per Cagnina e Perricone che porta sulla palla. Florio sventaglia per la corsa alle spalle da parte di Giglio. Compagno aspetta lì il pallone. E allora Antona porta su il pallone. Altro lancio verso Namio che non la tiene in campo, anche per la spallata energica da parte di Bartoloni. Pericone prova a rompere gli indugi, poi si appoggia dalle parti di Josué Andrada. Fallo di Mustacciolo, calcio di punizione. Perricone alla battuta della punizione, pallone verso l'area del Regina Mundi, allontanata in qualche modo, poi prova a subentrare Mustacciolo. Namio, controllo, prova a girarsi il 10 che lancia, colpisce in pieno il signor Venuto e allora proprio il direttore di gara andrà a scodellare in favore del Regina Mundi. Ultimi 10 minuti prima dello scadere del 45esimo, poi verosimilmente un recupero abbastanza generoso considerando l'episodio dell'espulsione di Vitale che ha portato via almeno 2-3 minuti alla contesa. Poi c'è stato anche l'infortunio di Caracappa, insomma del recupero ce ne sarà. Intanto rimessa Regina Mundi che fa insorgere la panchina, arriva il giallo per Tomasello, quindi entrambi gli allenatori ammoniti. Quindi Giorgio non riesce ad arrivare, arriva invece Di Liberto che sfida Florio, il quale si fa scudo. Tonnellaggio diverso tra il centrale del Bagheria e l'ala sinistra del Regina Mundi. Costa Stassi, una delle prime palle della sua partita, lancio lungo, colpo di testa di Giovenco che vola per evitare il contropiede a Lucera. Compagno raccoglie il pallone e poi va a lanciare. Perricone da solo colpisce di testa duro, poi Giovenco, arriva Namio al contatto, recupera palla Lucera, poi Bartoloni non lo tiene, è bravo duro a recuperare. Clemente si gira repentinamente, cerca e trova Namio, anzi è Giovenco al cross, la schiena di Perricone. Namio, palla per Di Liberto che si è inserito nello spazio. Di Liberto poi perde la bussola, perde anche il pallone, commette fallo su Andrada. Calcio di punizione e poi la strigliata e l'incoraggiamento di Capitan Clemente al suo giovane compagno.
che sta anche perdendo sangue dal ginocchio, intende una sbucciatura. Da 40 anni avevo più diritto e ha un pezzetto di ritardo. Intanto Stassi prova a recuperare alla meglio su Morales, si lotta, arriva Andrada, poi Di Giorgio, la sterzata per evitare Di Liberto e l'appoggio su Costa, prova a manovrare la metà campo avversaria il Bagheria, poi perde palla Gallina, forse un contatto falloso ma si gioca. Clemente al duello con Di Giorgio, regolare anche questa secondo il signor Venuto, poi perde una brutta palla Andrada, Giovenco in scivolata lancia su Namio, lo scorta fuori Perricone che poi interviene di testa ma l'arbitro ravvisa gli estremi per il calcio di punizione. Poi anche un po' ingenuo Perricone per questa spintarella davanti al secondo assistente, al signor Butera. Il primo assistente invece è Bellante che sta avendo un gran lavoro tra le due panchine per dirimere qualche questione tra le panchine e il campo. Intanto calcio di punizione a poco più di 6 minuti dal 45esimo, quindi 6 più recupero alla fine del primo tempo. Sulla palla c'è Mustacciolo, fischia l'arbitro, la battuta sul primo palo, una brutta battuta qui da parte di un giocatore di grande qualità qual è Mustacciolo. E allora riparte dal fondo il Bagheria con Florio, Costa, Di Giorgio, Florio, Perricone. L'avanzata e il lancio del capitano del Bagheria, colpo di testa da parte di Giglio, prova ad inserirsi Gallina, Morales mette più avanti che può, di testa Costa, Cincotta svirgola col destro, piede meno forte, Lucera, aggancio senza senso da parte del 10, poi palla in avanti a cercare Gallina che arriva in ritardo, poi Di Giorgio rialimenta l'azione del Bagheria, Bartoloni, Andrada, ancora i due argentini a dialogare, palla che torna dal numero 8, Di Giorgio, verticale a cercare l'inserimento da parte di Giglio, uscita con i tempi giusti da parte di Compagno. Battuta lunga del portiere del Regina Mundi, Perricone la fa scendere e colpisce di testa, poi Antona pressato, fa bene a rifugiarsi ancora dal suo numero 1. Lancio lungo di Compagno, ancora Perricone, anzi questa volta è Florio in anticipo, poi non riesce a tenere il pallone in campo Giglio, sarà fallo laterale in zona centrale del campo per il Regina Mundi, già battuto Morales, Compagno, lancio a cercare Namio che però tagliava verso il centro del campo, controlla Bartoloni, Perricone, Bartoloni, ancora Perricone, tutto col sinistro, poi Di Giorgio, controllo e apertura su Costa. Di Giorgio, Perricone, Lucera è venuto incontro, gli sovrappone Bartoloni, va da solo Lucera, pressato da Namio, poi fermato definitivamente da Giovenco, e poi Mustacciolo per la corsa di Diliberto che non riesce ad agganciare una palla invitantissima questa. Costa tira un sospiro di sollievo e recupera, poi Cagnina, Florio per Costa, Giglio viene molto basso a prendersi questa palla, poi Costa la alza verso Gallina che commette fallo, punizione per il Regina Mundi. A 3 minuti dalla fine del primo tempo più recupero, probabilmente altrettanti ce ne saranno da recuperare. Clemente,
fermato senza fallo, e allora corre Di Giorgio, subito palla in verticale, l'anticipo di Compagno era tutto buono secondo il primo assistente sullo scatto di Lucera, poi corre Giglio dall'altra parte, inseguito da Cincotta, passa Morales, ancora Cincotta a mettere fuori, rimessa in zona d'attacco, una specie di corner con le mani per il Bagheria che prova all'improvviso ad affacciarsi in avanti, già da qualche minuto sta cercando di alzare il baricentro la squadra di Tomasello. Questa rimessa adesso per Giglio che si gira e crossa, pallone che arriva in area, Stassi, controllo, Stassi si gira e tira! Giorgio Stassi, sono 99 in carriera per l'attaccante del Bagheria che all'improvviso trova il gol del vantaggio, passa la squadra di Tomasello con il suo bomber, con il suo capitano. Un rapace assoluto Giorgio Stassi, che veramente ha avuto mezza palla dal suo ingresso in campo, l'ha sfruttata immediatamente per fare gol, per fare 1-0, l'esultanza ancora alla Gyökeres per il capitano del Bagheria, mentre intanto Giglio, anzi Duro scusate, e Clemente parlano con il direttore di gara. E dunque, quando siamo a 1 minuto dallo scadere del 45esimo, siamo nell'ultimo minuto prima del recupero, è cambiato il risultato al comunale. È detto con estrema franchezza, non il risultato che mi aspettavo, almeno per quello che si è visto nel primo tempo. Bartoloni. Questa è la conferma di quanto possa essere letale un giocatore come Stassi, mentre qui Bartoloni va giù, gli porta via palla senza commettere fallo Mustacciolo, che poi va allo scontro con Andrada, punizione Regina Mundi. Qui Morales con una palla rischiosa per Cincotta. Di Liberto di prima, interviene Florio di testa, poi Mustacciolo per la corsa di Giovenco che arriva. Giovenco contro Lucera, chiude Bartoloni. 3 minuti di recupero concessi dal direttore di gara, quindi si chiude a 48, salvo eventuali nuove interruzioni, mentre alla mia, in questo caso davanti a me, però tendenzialmente alla mia sinistra, la tribuna del comunale di Bagheria, che sta prendendo una forma sempre più vicina alla sua definizione. Intanto Lucera va a puntare, Lucera converge, vince un rimpallo, Stassi, la respinta di Compagno, calcio d'angolo, ancora Giorgio Stassi pericoloso. Tanto qualche protesta dalla panchina del Bagheria, perché nel batti e ribatti forse, almeno a detta dei tesserati nerazzurri, c'è stato un tocco con la mano di un giocatore ospite. In ogni caso calcio d'angolo, il secondo della partita per il Bagheria, lo esegue Lucera, pallone che spiove in area, Compagno anche sulla testa di Antona, cerca di non perdere tempo per rilanciare i compagni. Palla che alla fine arriva dalle parti di Peppe Duro. Mustacciolo si gira su se stesso, il numero 7 del Regina Mundi. Palla poi in verticale, troppo tesa, troppo profonda, forse serviva un tocco più morbido per servire alla corsa di Diliberto. Fatto sta che ci sarà un rinvio dal fondo per Cagnina, quando stanno per scadere già 2 dei 3 minuti di recupero assegnati dal signor Venuto. Ancora 1 minuto prima dell'intervallo, Perricone lungo, colpo di testa di Giovenco, quello di Gallina,
poi quello di Duro e alla fine mette giù Gabriele Giovenco. Antona, Compagno, prova a chiudere quantomeno il primo tempo col pallone tra i piedi e con più basso tasso di rischi possibili il Regina Mundi, che adesso corre con Mustacciolo. Namio sterza, se la porta sul sinistro, ancora Namio, punta Andrada, lo salta, Namio, sinistro di Namio, palla che scende troppo tardi rispetto alle intenzioni del numero 10 ospite. Si ripartirà dal fondo, probabilmente dopo la ripartenza ci sarà il duplice fischio, non vuole correre rischi in questo senso Cagnina. Con il signor Venuto che ha già il fischietto in bocca per porre fine a un primo tempo molto intenso, magari poco spettacolare, ma sicuramente ad alta intensità, ad alta elettricità. Lo risolve per il momento con il gol al minuto 43. Giorgio Stassi, entrato dalla panchina, è capace per il momento di risolvere lo scontro diretto del Comunale di Bagheria, che è fermo al momento sull'1-0 per la squadra di Tomasello sulle Regina Mundi, con il rosso dopo 4 minuti per Giovanni Vitale, reo di aver colpito Florio. Ma intanto, mentre le due squadre dirimono la questione, mentre il direttore di gara parla con i tesserati, noi andiamo all'intervallo, qualche minuto di stop, poi torniamo qui con le immagini dal Comunale di Bagheria. Volevamo fare un risultato positivo, sapevamo che oggi era difficile contro una squadra in salute, una delle migliori del campionato, però avevamo bisogno di ritrovarci e oggi i ragazzi hanno offerto una grande prestazione. Poi siamo rimasti in 10, Adamo si è fatto male, quindi è stata un po' in salita per noi, però hanno risposto tutti alla grande e credo che abbiamo meritato la vittoria. Già giocava con un problema alla costola e infatti ha fatto l'infiltrazione per esserci oggi, però sapevamo che non era al meglio, però per fortuna fino a quando ha giocato ha fatto anche il gol vittoria, quindi va bene così. Ne abbiamo parlato, però penso che oggi non era Frisella da rosso diretto, poi non so l'arbitro cosa ha visto, però è un problema che ci portiamo dal girone d'andata e cercheremo di lavorarci perché in modo che non capiti più. Andiamo all'Ascari che è tutt'altra partita, anche perché il Lascari, se non sbaglio, è ultima in classifica, quindi venderà cara la pelle e la dobbiamo preparare al meglio. Però oggi ho ritrovato la mia squadra, i ragazzi sono ritornati e questo mi fa ben sperare. Non so se lo Sciacca avesse avuto la testa alla Coppa, ma non mi è sembrato, perché ha fatto una buona partita, è stata in partita fino all'ultimo, ha cercato di pareggiarla, però devo dire che i ragazzi in settimana l'hanno preparata abbastanza bene, volevamo a tutti i costi tornare alla vittoria, sapevamo che avevamo davanti un ostacolo insormontabile, e però Sebastiano ha dimostrato che quando gioca con la testa, gioca con il cuore, gioca con la voglia, con la grinta, riesce a raggiungere risultati anche contro squadre blasonate come lo Sciacca, per cui auguro le migliori fortune e, se possibile, visto che è del girone A, di portare la Coppa a Sciacca, perché lo meritano intanto questi tifosi splendidi che hanno a seguito e una dirigenza assolutamente all'altezza della situazione e abbastanza solida. Tornando alla partita, ritengo che alla luce di quello che abbiamo visto nei 90 minuti la vittoria sia meritata, perché comunque finché siamo rimasti 11 contro 11 abbiamo subito solo il loro palleggio, però ricordo particolari parate di Paolo, ho visto soffrire particolarmente la squadra, nel senso che ci siamo abbassati per una scelta tecnica, per colpire in contropiede, poi è arrivato il gol dello stoico capitano Andrea Adamo, che ha giocato con una costola inclinata e poi nell'occasione del gol si è fatta male,
Poi purtroppo l'unica nota negativa è che ci complichiamo la vita da soli, e Frisella ha pensato bene, così come hanno fatto altri suoi compagni, di lasciarci in 10, questo non deve capitare, ma in settimana prenderemo seri provvedimenti perché le partite le dobbiamo finire in 11 e purtroppo è un cliché di quasi ogni domenica di finire la partita in 10, però qui è venuto fuori il cuore del Castellammare. Volevo sottolineare la prestazione di tutti, ma su tutti i guaiani è stato veramente, abbiamo vinto veramente perché volevamo vincere col cuore, con la grinta per allontanarci dalla zona bassa della classifica. Adesso in 23 punti possiamo un attimo respirare e guardare il futuro con ottimismo. Buonasera amici di Sport Easily, siamo qui in compagnia del direttore sportivo Antonio Tosto dell'Accademia Trapani. Volevamo un commento a caldo sulla partita appena conclusa. Avete affrontato il Partinico Audace, è stata una grande partita, un commento secondo voi? Ma il commento a caldo che posso fare è che abbiamo voluto questa vittoria e ci siamo riusciti. Venivamo da 3 sconfitte consecutive e sinceramente la squadra soffriva parecchio di questi risultati che avevamo fatto. Oggi è stata una partita quasi fantastica, però si era messa subito in salita, però poi l'abbiamo ribaltata grazie ai ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine. Oggi tantissimo cuore, veramente, la partita si era messa male, sbloccata grazie a un calcio di rigore, perché oggi veramente c'è stato da combattere dal primo all'ultimo minuto. Secondo voi? Secondo lei, vorrei sapere quanto è importante poter fare affidamento sugli uomini dalla panchina che subentrano. Ad esempio il gol è venuto proprio questo è una cosa che noi abbiamo programmato sinceramente, perché avere in panchina persone che sono sono come titolari per noi è tanta cosa. E sinceramente quando il mister è a disposizione, si gira dietro e vede che può fare affidamento di più giocatori, questo significa che stiamo programmando bene rispetto magari a qualche anno fa che eravamo un po' a corti di giocatori. Assolutamente. Poi volevo chiedervi infine un'idea che avete a proposito del programmare, no? che dicevamo sulle prossime gare che vi aspetta, un pensiero. Già la prossima abbiamo subito il derby con il San Vitolo Capo, è un derby tutto trapanese, quindi non sappiamo come andrà a finire perché si tratta di un derby. Poi naturalmente abbiamo un bel po' di partite con le dirette concorrenti in casa e cercheremo di giocarcela qui. Rispetto alla partita d'andata, questa è una squadra che si è rinforzata un po' in tutti i reparti, si può dire, con arrivi di giocatori che sanno giocare anche il pallone. Però penso che entrambe le squadre abbiamo voluto tirare fuori, soprattutto che era un derby non di calcioni e via dicendo. Penso che abbiamo giocato entrambi, noi siamo stati bravi ad aprire subito il risultato. Loro non è che hanno avuto grandi occasioni a parte qualche calcio d'angolo e qualche punizione dal limite. Diciamo che oggi siamo stati bravi a fare quello che di solito siamo abituati a fare, e soprattutto in quello che facciamo durante la settimana, che nelle ultime settimane un po' perché voci di mercato, un po' perché c'è il Natale di mezzo, per cui ci sono le feste, un po' ti portano ad allontanarti in quello che possa essere il calcio giocato. Avevamo perso un po' di vista quello che era il nostro modo di essere e soprattutto la voglia, la determinazione e la grinta che mettiamo in ogni partita, e soprattutto mi auguro anche delle belle giocate. E oggi penso che chi sia venuto anche con questo tempaccio, e c'erano tante persone a vedere anche la partita, che hanno ospitato il brutto tempo, penso che non si siano annoiati, perché hanno trovato due squadre che hanno giocato a calcio, sia noi che anche il Marinao. Hanno riaperto il risultato allo scadere del primo tempo, e quando tu magari subisci un gol al 45esimo del primo tempo, può avere un attimo per come l'avevamo un po' subito pure noi, però siamo stati bravi a rientrare e a chiudere la partita.
è rientrato anche Alberto dopo Costantino, dopo un mese e mezzo. Io di solito non mi lamento mai di quando ho delle assenze, chi conosce bene la mia squadra, abbiamo subito anche degli infortuni nelle ultime 4-5 partite, dove siamo andati anche a giocare con 14-15 persone, e quando dallo scacchiere base tiri fuori quelli che possono essere, tra virgolette, quei giocatori che ti sono esperti e che sanno in ogni partita tenere il campo e andare sempre con dei ragazzini che stanno migliorando e stanno facendo grandi cose. Avete visto oggi anche la prestazione non solo di Basile, ma di Longo, che è un altro ragazzino under, Romano che è rientrato da un piccolo infortunio al quadricipite. Quando tu hai dei ragazzi che ti migliorano anche, aiutati dai grandi, possono fare delle grandi prestazioni. Se sono da soli e ti mancano quelle certezze, automaticamente ragazzi, non ti dà tanto, ma ti può anche levare tanto. Però oggi Longo ha fatto insieme a Basile, insieme allo stesso Romano, insieme a chi è entrato in Messina negli ultimi minuti, sono ragazzi che danno sempre l'anima. Sardo sta migliorando giorno dopo giorno, levato il tutore, è già una settimana che lavora, fa terapie, lo aspettiamo a braccia aperte nel suo rientro, perché è un altro giocatore che, anche se è un under, ma io lo vedo più come un over, Vito. Ci teneva tantissimo anche a giocare oggi, però ancora qualche settimana di grande lavoro e piano piano lo rimettiamo di nuovo dentro. Rientriamo con le immagini dallo stadio comunale di Bagheria, secondo tempo di Bagheria Regina Mundi, che prenderà il via tra un paio di minuti, almeno così sembrerebbe, così si spera, visto che siamo già abbastanza in là rispetto all'orario previsto. Intanto vedevo Caracappa si è avviato verso la panchina, un problema chiaro alla spalla sinistra, il braccio sinistro giù, non lo muove. Cincotta è andato a rincuorarlo, tra l'altro sono stati anche rivali per i primi 32 minuti di gioco. Non sembra che ci saranno cambi rispetto ai 22 che hanno finito, anzi 21 che hanno finito la partita. Tra l'altro manca ancora la terna arbitrale. Arrivano adesso i tre componenti della squadra arbitrale.
Comunque andiamo un po' a riassumere quelle che sono le due formazioni, almeno quelle che inizieranno il secondo tempo. Entrambe hanno subito delle variazioni rispetto a alla loro versione iniziale. Il Bagheria in campo con Cagnina in porta, poi linea difensiva composta da Costa a destra, Florio e Perricone centrali, a sinistra Bartoloni, in mezzo al campo Gallina con Di Giorgio e Andrada, in avanti c'è Stassi, riferimento centrale, supportato a destra da Giglio, a sinistra da Lucera. Risponde il Regina Mundi con in porta Nanni Compagno, difesa che, se confermata la conformazione con cui si è chiuso il Morales, in mezzo al campo Duro e Mustacciolo, con Diliberto e Namio sulle corsie laterali. La punta centrale è Marco Clemente. Ha già speso un cambio il Bagheria con l'inserimento proprio di Stassi al posto di Caracappato. Durante alla spalla il numero 19 nerazzurro ha perso un uomo, come ben saprete se avete visto la partita, il Regina Mundi, con l'espulsione al 4° minuto di Giovanni Vitale. Intanto subito un fallo ai danni di Namio, calcio di punizione. Allora andiamo con le panchine, perché ha ancora a disposizione tutti e 5 i cambi Gabriele Cipolla, con il secondo portiere Campanella, poi La Rosa, Chiazzese, Volpe, Pumo, Mercanti, Mattia Clemente, Pirrotta e Sardina. 4 cambi per Tomasello, che può scegliere tra il secondo portiere Margarese, poi Lopresti, Abate, Rama, Boatta, Fiorentino, Geraci e D'Amico. Calcio di punizione per eseguito da Mustacciolo. Tutto negli ultimi metri il Bagheria, compresi i 2 giocatori in barriera. Ne manda 6 a saltare invece Regina Mundi. Fischia l'arbitro. La battuta verso l'area di rigore, colpo di testa di D'Antona che ha anticipato Cagnina, ma non ha trovato la porta. E subito palla gol per il Regina Mundi dopo 70 secondi di gioco, con Luca D'Antona. Tanto rinvia Cagnina con tutta la calma del mondo. La battuta in avanti, ci ha provato Stasi, che poi è andato anche a terra. Cincotta allontana, poi prova ad arrivare Andrada, anticipato da Duro. Ancora Duro che la difende, in qualche modo la tiene, poi Cincotta. Morales non ha cambiato veste tattica, nonostante non ha cambiato uomini, nonostante l'inferiorità numerica praticamente immediata. Gabriele Cipolla si fida delle doti anche di aiuto in fase difensiva da parte di Mati Morales, giocatore che ha imparato a conoscere durante la loro esperienza comune al Resuttana San Lorenzo, 2 stagioni fa in eccellenza. Morales è tornato a giocare a Palermo. Intanto recupera palla di Liberto. Duro. Mustacciolo allarga per Giovenco, che deve inseguire il pallone, non lo può controllare, e allora fallo laterale regalato dall'ex giocatore del CUS Palermo al Bagheria. Combatte Lautaro Bartoloni. Lucera. Si è visto poco, uno degli attori principali, almeno tra quelli attesi alla vigilia, colui che sta contendendo in uno strano, imprevisto duello il trono dei bomber del girone non solo a Pierce, cannoniere principe del Montelepre capolista, ma anche ad un altro protagonista di questa partita, ovvero sia Peppe Durro. Intanto il lancio lo può cercare Lucera, che riesce a far sponda. Gallina, palla di ritorno, Lucera è sul fondo, mette in mezzo Compagno, la mette in angolo con l'uscita bassa. Buona qui la connection tra Gallina e Lucera, con quest'ultimo che adesso va anche alla battuta del corner.
Adesso il primo palo Stassi, la palla è per lui che non arriva, arriva invece Clemente, poi prova a saltare Giglio, anticipato anche da Antona. Giglio in qualche modo la gira col mancino, arriva Perricone che liscia l'intervento, Duro fermato senza fallo, poi Giglio la gioca in avanti cercando un compagno che non c'è, allora Morales alleggerisce a compagno che calcia subito. Di Giorgio, qui lo scontro con Clemente, punizione. Si rialza Manfredi Di Giorgio, mentre si muove qualcosa più sulla panchina del Regina Mundi che su quella del Bagheria. Per il momento non vuole effettuare modifiche Angelo Tomasello, mentre c'è Florio alla battuta di questa punizione. C'è fischio, giocata corta su Perricone. Di Giorgio, di prima Lucera, anticipato da Giovenco, poi arriva Perricone con la scivolata, la tiene anche in campo. Di Giorgio, Andrada prova a passare in mezzo a due, viene fermato da Duro che adesso cerca di andare da solo, trattenuta di Andrada, non ravvisata dal direttore di gara. Questo è un errore abbastanza grave, ma attenzione alla corsa dall'altra parte di Liberto che accelera, poi sterza proprio contro Andrada che lo rallenta, ancora Di Liberto in mezzo a due, va giù, adesso sì che fischia il direttore di gara, punizione Regina Mundi. È punizione gialla. È punizione gialla. Ancora a terra Di Liberto. Si rialza zoppicando un po' il numero 11, ma intanto occhio a questo calcio di punizione, se ne occupa neanche a dirlo Vincenzo Mustacciolo. A lui praticamente tutti i piazzati vanno a saltare ancora una volta in 6 nel Regina Mundi, in 8 all'interno della propria area di rigore quelli del Bagheria. La rincorsa di Mustacciolo, Cagnina la blocca e si tuffa. Perricone la porta, poi lancia lungo Lucera, la perde, poi prova a riconquistarla contro Namio, duello tra numeri 10, concluso col fischio in favore del giocatore ospite. Allora si gioca. Di Liberto, appoggio per Cincotta, triangolo che si chiude, poi esce a rubar palla Florio. Giglio, verticale sbagliata, Morales. Di Liberto, Duro fermato all'intervento di Florio, poi l'apertura verso Cincotta che non riesce a controllare. Allora fallo laterale per il Bagheria, non riesce almeno per il momento a costruire più che altro la formazione di Cipolla, che qui vede palleggiare gli avversari con Costa che innesca Perricone. Lucera si gira contro Mustacciolo che inibisce un po' la corsa, gioca da fermo allora Lucera che cerca di liberarsi, viene trattenuto, calcio di punizione conquistato da Raimondo Lucera, mentre c'è cambio. È pronto Rama che prende il posto di Gallina. Minuto 54. Dunque di fatto torna al suo assetto titolare in mezzo al campo Tomasello, con l'ingresso in campo di Daniele Rama.
La battuta di Perricone verso l'area, cerca Stassi, di testa Morales, poi Giglio. Rama, palla per Stassi, area di rigore, Stassi calcia, la respinta di Compagno, poi allontana la difesa, ha avuto la palla subito per raddoppiare Giorgio Stassi e ora fallo. Qui perde palla Regina Mundi che aveva conquistato la punizione, non l'ha gestita bene. Giglio prova a passare, lo ferma Cincotta, poi serie di trattenute tra i due. Mustacciolo, palla battuta lunga da Antona, colpo di testa di Inamio, prova a innescare Giovenco che corre, fermato col fallo, è il giallo per Di Giorgio. Terzo ammonito della partita dopo Cincotta e Caracappa. Anche Manfredi Di Giorgio finisce sul taccuino dell'arbitro, mentre a terra Gabriele Giovenco. Rialzato dal suo avversario. C'è la punizione allora per il Regina Mundi sulla palla ancora una volta. C'è Vincenzo Mustacciolo, solito traffico in area, questa volta un po' più sgombra rispetto al solito. Mustacciolo la cerca comunque, colpo di testa di Clemente, palla fuori, ma era in fuorigioco il capitano del Regina Mundi. (11 minuti, 11 secondi giocati in questo secondo tempo al Comunale. Comunale che, come dicevo, durante il primo tempo sta iniziando a prendere una forma più vicina a quella definitiva. I prossimi giorni saranno quelli della costruzione, dell'installazione, della copertura della tribuna principale. Lucera va a puntare, Lucera converge ancora, Lucera a destro, blocca Compagno. Si dispera Raimondo Lucera perché aveva costruito benissimo quella che è di fatto la sua prima vera azione da solista, da protagonista di questa partita. Al minuto 57 recupera palla il Bagheria, colpo di testa di Antona che fin qui ha giocato una partita di grande attenzione, anche di grande saggezza, considerando la giovane età e considerando che ben presto il direttore di gara lo ha sprovvisto del suo compagno di reparto. C'è una punizione per il Bagheria per il contatto aereo tra i due capitani. Proprio il capitano del Bagheria, ovvero sia Aldo Perricone, a battere il calcio piazzato. Bartoloni, Perricone, alza il pressing in Regina Mundi, allora lancia lungo Perricone a cercare Stassi, Antona questa volta a vuoto, c'è comunque Nanni Compagno a dare supporto. Rama, uno dei primi palloni della sua partita, tocco per Di Giorgio. Ancora Rama, palla a cercare Stassi che controlla, ancora Stassi, protegge contro Mustacciolo che però gliela porta via, poi non riesce a tenerla in campo, la rimessa sarà per il Bagheria con Raffaele Giglio che la lascia a Cristian Costa.
Ricordiamo che all'andata ci fu la vittoria del Regina Mundi, fu anche la prima sconfitta stagionale, considerando anche la Coppa per il Bagheria di Tomasello. Qui grande giocata di Di Giorgio, poi Rama la deve far scorrere perché non la può controllare. Bartoloni, Lucera anticipato da Giovenco, adesso prova a scatenare i suoi cavalli, corre Gabriele Giovenco, chiude però Bartoloni. Ha cercato qui la sua classica giocata, tutta energia. Gabriele Giovenco non ce l'ha fatta, chiaramente ha bisogno anche di ritrovare la condizione ma anche con le sensazioni positive. Qui intanto Giglio innescato da Stassi, non c'è nulla secondo l'arbitro, anche secondo me a dire la verità. Giglio è andato per le terre in maniera abbastanza facile quando ha sentito il primo contatto con Cincotta, poteva proseguire. Tanto si continua con la rimessa battuta dalla Regina Mundi da Giovenco che scambia con Namio, tocco però sbagliato dell'ex giocatore del Monreale. Allora attenzione alla corsa da parte di Stassi che vede il movimento di Lucera, a vuoto qui Antona, Lucera davanti a compagno che lo ipnotizza, gran parata, azione che continua, Giglio sopra la traversa, doppia occasione per il Bagheria per chiuderla. Ma qui Nanni Compagno ha dimostrato, ammesso che ce ne sia bisogno, perché è considerato uno dei migliori portieri in circolazione. Parata eccezionale qui di Compagno, è una conclusione consueta quella di Lucera, te la puoi aspettare, il portiere più esperto magari la prepara col mezzo passettino a sinistra, ma ci vuole anche la bravura nel tuffarsi, nell'estendersi a sinistra, con Lucera che vedremo se troverà stimoli da questa doppia occasione che ha avuto, la prima con la conclusione più centrale, la seconda molto più pericolosa per il numero 1 del Regina Mundi. Florio intanto calcia via il pallone, subentra nell'azione Marco Clemente che prova a scucchiaiare all'indirizzo di Diliberto, fuori gioco. Sì, a posto. Secondo me. Meglio. Giochiamo noi. A fianco a loro fanno alla pista, non decide l'arbitro. Ora stiamo facendo tutti così. Di testa Giovenco, poi duro, scodella verso Namio che ha problemi nel controllo, prova in qualche modo a liberarsi e alla fine la palla ce l'ha ancora lui. Sbaglia però il tocco, Giglio non ne approfitta, allora calcia Mustacciolo, arriva Perricone che viene pressato da Diliberto, colpo di testa agevole per Cagnina. Siamo già dall'altra parte con Bartoloni in posizione avanzata, ci andrà adesso a coprirlo, poi sbaglia il tocco di Giorgio, allora prova a ripartire Regina Mundi con Marco Clemente che allarga a destra, la giocata sulla destra di Namio che prova a passare, non ci riesce, ben ingabbiato fin qui il numero 10 del Regina Mundi e prova a ripartire il Bagheria con questa palla per Lucera, fuori gioco. Adesso prova naturalmente a sfruttare la rapidità di Raimondo Lucera il Bagheria. Tanto c'è il cambio per il Regina Mundi e scocca l'ora di Antonio Mercanti, come potete vedere esce Cincotta.
l'ex tra le altre di Resuttana San Lorenzo e Don Carlo Misilmeri, oltre che del Cus Palermo. In campo per questa parte finale di partita, 65esimo. Duro, anzi Morales, adesso Duro. Namio viene a prendere la palla molto basso, adesso vediamo come cambia a livello tattico il Regina Mundi. Sembra che adesso Giovenco faccia, mentre arriva il giallo per Lucera, dicevo, adesso sembra che Giovenco giochi bloccato insieme a Morales e Antona. Adesso vedete un 3-4-2 con Namio di Liberto esterni molto offensivi e con Mercanti a dare supporto a Marco Clemente nella fase realizzativa, almeno così spera Gabriele Cipolla. Intanto c'è il calcio di punizione per il Regina Mundi sulla palla, ovviamente Mustacciolo fischia l'arbitro. Palla che spiove, colpo di testa di Stassi, poi Namio la insegue, protegge l'uscita in fallo laterale, la rimane in attacco Regina Mundi. Poi c'è Di Giorgio a terra, c'è anche un cambio. Che sta entrando Fiorentino, c'è un cambio anche dall'altra parte. Quindi Fiorentino per Di Giorgio. Minuto 66. Esce anche Di Liberto. Entra Pumo, Mattia Pumo, ragazzo che abbiamo già incontrato nelle nostre telecronache, un centrocampista cresciuto, 2006 cresciuto nelle giovanili del Cus Palermo, poi ha girato un po' e adesso entra nelle rotazioni del Regina Mundi. Regina Mundi e qui spreca questa azione d'attacco regalando di fatto il fallo laterale. Siamo a metà del secondo tempo, regge il gol di Stassi al minuto 43. Adesso forse anche un po' di fatica accumulata in casa Regina Mundi, che ha speso tanto, soprattutto nel primo tempo. Ha giocato un ottimo primo tempo la squadra di Cipolla, non facendo notare l'inferiorità numerica. Adesso qualcosa sembra venire meno a livello gambe. Si sta muovendo qualcosa in panchina, c'è Pirrotta che sta effettuando il riscaldamento. Tra gli altri vedremo se ci sarà spazio anche per l'ex giocatore del San Vitolo Capo. Antona per Morales. Pumo. Duro ancora per Pumo. La sterzata e per la palla in verticale a cercare Namio. Ha letto bene però la difesa. Fiorentino, palla per Bartoloni. Bartoloni verticale per la corsa di Lucera. Lucera contro Antona, riesce a sterzare, fallo. Fallo di Lucera su Antona secondo il direttore di gara. Non protesta nemmeno Lucera, ma secondo me per evitare problemi è già ammonito Raimondo Lucera. Namio intanto dall'altra parte corre, palla in aria, Mustacciolo, c'è stato il tocco, le proteste per questo presunto tocco di mano da parte del Regina Mundi. Giovenco, insiste Regina Mundi, Namio va a puntare, ancora Namio, palla verso il fondo,
con la giocata da parte di Mustacciolo, la palla rimane in campo, poi esce, calcio d'angolo. A 21 dalla fine le proteste. La battuta dalla bandierina con Marco Clemente che attacca il primo palo, la palla diventa buona per Pumo che calcia, rimane lì il pallone, il miracolo da parte di Cagnina sul tentativo di Mercanti ad un passo dal pari Reginamundi. Poi l'avanzata, ancora Reginamundi che insiste. Avevo parlato di una squadra stanca, ma in realtà il Reginamundi qui nel giro di 2 minuti ha creato qualcosa di clamoroso. Ma quanto è stato bravo Cagnina su Mercanti, che ancora una volta entrando dalla panca dimostra di poter essere importante. Rilancia Cagnina, stacca Stassi, poi Pumo, Morales per Compagno, battuta lunga di testa per Ricone, Bartoloni evita l'intervento da parte di Mustacciolo, poi Andrada, ancora Bartoloni, scambiano i due argentini. Un po' timido qui Bartoloni che cerca di far correre Lucera, ha capito tutto Giovenco, sul quale va poi a sbattere Andrada. Pumo con la palla mancina a cercare la corsa di Mercanti, vediamo se arriva. No, non arriva perché lo scorta Perricone. Qui intanto dovrebbe riprendere il gioco con un fallo laterale per il Bagheria. Ancora animi caldi o comunque acque non tranquille dalle parti delle due panchine. Colpo di testa di Mustacciolo, fallo laterale. 71,40 sul cronometro, poco più di 18 più recupero. Campanile alzato da Stassi, poi Pumo in qualche modo, Stassi palla fine calcia più lontano che può, ci pensa Nanni Compagno. Rilancio del portiere ospite, Perricone di testa, poi la girata da parte di Rama, controlla Morales per Duro. Evita un intervento da parte di Fiorentino, poi allarga Giovenco, palla col contagiro a cercare Mustacciolo, ancora Perricone che ci mette la testa, fallo di Mustacciolo, calcio di punizione. Vai a tutti i gol, a terra Perricone. Qui le proteste di Cipolla perché ci sta mettendo un po' ad alzarsi Perricone. Adesso va a battere lui la punizione. Pumo di testa. Bartoloni lascia a Perricone che alza questo campanile proprio davanti alla panchina di Tomasello. Stassi anticipato proprio da Pumo, poi Fiorentino. La palla va fuori, non ho capito se l'ha messa fuori Fiorentino, se
è intervenuto mentre a terra Stassi. Se passa qualche calciatore cretino, dice qualche qua, e vediamo discorso. Che un cibo di tu non vedi, non c'è Tanto il direttore di gara fa riprendere il gioco e allora palla al Bagheria con Cagnina. Si sta giocando poco negli ultimi minuti, un quarto d'ora più recupero alla fine, sempre 1-0 per il Bagheria su Regina Mundi nel big match della 17ª giornata di promozione girone, anzi è la 16ª, chiedo scusa, giornata di promozione girone A. Antona, Compagno, Giovenco, battuta lunga, colpo di testa da parte di Florio, poi Rama per Giglio, prova a correre l'ex Aspra, fermato da Morales, ancora Giglio, cerca l'appoggio su Rama, ora Costa, Florio, Rama, non butta via il pallone il Bagheria che adesso si appoggia a Perricone, Andrada, resiste ad una carica, poi Lucera, appoggia per Fiorentino, Fiorentino può avanzare, Bartoloni, triangolo che si chiude, Fiorentino, palla in mezzo e adesso sì, doppietta di Stassi che si avvicina alla quota 100, l'esultanza del bomber e capitano del Bagheria che all'improvviso nel momento di maggiore sofferenza trova il gol del 2-0. Ma qui l'azione al piede perfetta da parte del Bagheria, partita praticamente ai difensori centrali, torna l'esultanza alla Gyökeres, torna al gol Giorgio Stassi, questo è un gol pesantissimo per l'andamento della gara perché mancano 13 minuti più recupero alla fine e come dicevo prima nel momento di maggiore sofferenza perché 5 minuti fa il Regina Mundi è andato un passo dal pari, arriva la rete del raddoppio per il Bagheria mentre entra Chiazzese al posto di Giovenco. Dicevo dell'azione bellissima da parte del Bagheria, tanti tocchi, tanti giocatori coinvolti, poi la triangolazione tra Fiorentino e Bartoloni, l'assist di quello che oggi è stato ancora una volta un super sub per i nerazzurri, è il tap-in da 2 passi, davvero uomo d'area di Giorgio Stassi che scrive 14 in 11 partite stagionali. Pumo, vediamo anche con questi ultimi 12 più recupero come il Regina Mundi proverà a reagire, magari riaprendo la partita, ma è difficile perché comunque è praticamente con l'uomo in meno dall'inizio della gara la squadra di Cipolla che comunque ha giocato ad armi quantomeno pari, è in posizione regolare Stassi, Stassi in area, Stassi in mezzo, palla lì e arriva il terzo gol con Giglio che raccoglie la respinta su Stassi, fa 3 il Bagheria e adesso la chiude davvero con il Cilgai Raffaele Giglio, 3-0. Adesso dilaga la squadra di Tomasello con il ritorno al gol di Giglio.
E adesso sì, partita in ghiaccio per i nerazzurri, che dunque tornano presumibilmente, a meno di psicodrammi, tornano a vincere tra le mura amiche. È successo che non arrivava dal 14 dicembre, ovvero sia dalla sfida di Coppa contro il Gemini, 3-1 in quel caso. In questo momento è sul 3-0 il Bagheria, che torna anche ad essere quella fortissima macchina da gol alla quale ci siamo abituati nel girone di andata. Il girone di ritorno è iniziato con 4 reti a Terrasini contro il Renzolo Piccolo. E Stassi che inizia il 2025 con 4 gol in una partita e mezzo, anche perché ricordiamo che Stassi è entrato al 32esimo del primo tempo, ci ha messo 10 minuti a segnare. Poi ha raddoppiato, in un certo senso anche propiziato la rete del 3-0, perché sulla respinta sul suo tiro è arrivata la rete di Giglio. Intanto cambia ancora con l'ingresso di Sardina al posto di Antona, minuto 81. Difensore under per difensore under. C'è anche l'uscita di Lucera. E l'ingresso in campo di D'Amico, maglia numero 20 per lui. Non è riuscito a segnare oggi Lucera, però presenza importante nel secondo tempo, specialmente su alcune ripartenze. Intanto palla che arriva in area, l'intervento da parte di Andrada, poi Clemente, colpo di testa di Bartoloni, allontana Costa, sponda di D'Amico, Rama cerca in avanti Giglio ma non lo trova, e allora si torna per il Regina Mundi da D'Amico. 8 più recupero alla fine. Bagheria che ha rischiato enormemente di vedersi sfuggire la partita dalle mani, e poi nel giro di 2 minuti e mezzo 2 cazzotti da KO e la vittoria che ormai è in ghiaccio. Qui Giglio sbaglia il tocco per D'Amico e Stassi. Namio prova a passare, viene fermato col fallo. Punizione. Avrebbe ancora un cambio sia Tomasello che dall'altra parte anche Cipolla che sta per spenderlo il cambio, perché è pronto Alessandro Pirrotta, probabilmente al posto di Marco Clemente. Mercanti scambia con Pumo, poi Mustacciolo, ancora Mercanti, Clemente affrontato e fermato, poi la palla rimane lì, Mustacciolo fermato anche lui, fallo laterale. C'è il cambio adesso per Pirrotta. Esce Namio. Aggiunge un'altra punta di peso in questo finale Cipolla, con l'ingresso in campo di Alessandro Pirrotta. A 6,5 dalla fine più recupero. Cambio rimesso. Cosa alle quali siamo sempre meno abituati, però.
Intanto guadagna un buon fallo laterale Stassi. Cenno di intesa anche con Chiazzese. C'è un fallo laterale per Bartoloni nella proprio metà campo davanti alla sua panchina. Scambia con Perricone, poi palla battuta in avanti da Andrada e altra rimessa per il Bagheria. Mentre sta preparando l'ultimo cambio, la squadra di Tomasello, che è ancora a disposizione Lopresti, Abate, Boatta e Geraci, praticamente 4 under. Boatta e Geraci tra l'altro entrambi di scuola Panormus. Eccolo il cambio. Maglia numero 14 per Manuel Geraci, che prende il posto di Andrada. Dunque, terminati i cambi. Rama batte lungo Perricone, poi Morales può avanzare, poi passaggio verticale subito intercettato da Rama, che poi subisce il fallo. Giallo per Mercanti. Mercanti che aveva preso il posto di un giocatore ammonito nel primo tempo, ovvero sia Cincotto. Giallo anche per lui. Batte Perricone, controllo da parte di Sardina, poi Duro prova a intercettare la palla di Rama. Mercanti al duello con Giglio, che gli porta il pallone, poi contatto, altro fallo. Fallo su Nanni D'Amico. E punizione a 3 dalla fine più recupero. Florio per Perricone. Avanza Florio. Giglio subentra anche D'Amico, così si scontrano i due. Qui Morales, contatto con Geraci. Rimasto a terra Giglio. Valutare le condizioni di Giglio. Sembra essersi ripreso. Giglio
Giglio che adesso è a bordo campo. Momentaneamente in 10 il Bagheria, fermo restando che mancano 50 secondi più recupero. Qui non arriva Fiorentino. Di gara che inizia a guardare il cronometro sicuramente per segnalare il recupero. Chiazzese. Qui però a correre Mustacciolo non ci riesce. Rama, scaduto da 20 secondi il 90esimo. Bartoloni. Palleggia l'argentino, tocco per Rama. Costa. Florio Perricone. Palleggia praticamente. Io faccio uscire pure quelli. Anestetizza la partita, anestetizza il pallone il Bagheria. Geraci cerca la palla in verticale, trova l'inserimento di Gio che mette in mezzo, la palla rimane lì, ancora Gio per D'Amico che se la sposa sul destro, calcia, blocca compagno. Porta sul pallone Chiazzese. Morales. Pirrotta la gioca su Mustacciolo che colpisce di testa, poi Rama, di testa anche lui male. Morales per Pirrotta che cerca di passare, viene fermato, poi subentra Mercanti, addirittura gioca a centrocampo quasi Mercanti. Avanza l'intervento di Costa che è l'ultimo a toccare secondo il secondo assistente. Mercanti. L'intervento poi di D'Amico, anzi di Geraci. Clemente a contrasto riesce a tenere il pallone, ancora Clemente, viene poi fermato, allora cerca di uscire palla al piede Fiorentino. Fiorentino pressato da Pumo, riesce a tenere il pallone, ancora Fiorentino in avanti e arriva con un pizzico di ritardo Stassi. La palla viene recuperata dal Regina Mundi che cerca quantomeno di gestire il pallone in questo finale. Sta finendo anche il terzo minuto di recupero, la palla allontanata da Fiorentino. Chiazzese per Morales, direttore di gara che guarda con sempre maggiore insistenza il cronometro. È possibile che alla chiusura del terzo minuto di recupero faccia finire la partita. Pumo, palla per Peppe Duro, ancora Pumo. Mercanti apre su Sardina, controlla a seguire, lo chiude però Geraci, anzi si trattava di Gio, non di Geraci. Adesso Gio gestisce insieme a Costa. Florio, Rama, palla per Perricone, continua il giro palla da parte del Bagheria che coinvolge anche Bartoloni. Fiorentino sventaglia a cercare Stassi, la palla intercettata, controllata poi da Chiazzese. Duro,
Pirrotta, la pressione, riesce a tenerla Pirrotta, ma per l'arbitro basta così, e allora il Bagheria si aggiudica con il risultato di 3-0 lo scontro diretto contro il Regina Amundi. Decidono la doppietta di Stassi a cavallo tra primo e secondo tempo, il gol di Giglio a sigillare la vittoria dei nerazzurri, che tornano ad insidiare il Montelepre, perde terreno e si stacca forse definitivamente dalla corsa al primato la squadra guidata da Gabriele Cipolla. Staremo a vedere naturalmente domani il risultato del Montelepre. Intanto vi ringraziamo per averci seguito, e ribadendo il punteggio di Bagheria 3, Regina Amundi 0, da Francesco Camuca e da Sportisili è tutto dal Comunale di Bagheria. Appuntamento come sempre, alla prossima.